Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Regioniamoci Sopra, qui Radio Libertà con Giuliano Zulin. Anche oggi chiaramente trattiamo dei nostri temi preferiti, ovvero l'autonomia, le regioni e soprattutto le riforme che servono per sbloccare un paese che, per carità, si impegna. Sappiamo tutti che il Made in Italy ha 1000 risorse e gli imprenditori e i lavoratori di questo paese hanno 1000 risorse, però la burocrazia a volte è talmente una brutta bestia che ti fa passare la voglia di lavorare. Burocrazia che deriva da uno Stato centralista che, sappiamo tutti, non dare risposte immediate ai singoli territori che avrebbero invece bisogno di soluzioni su misura che può dare soltanto, a mio modesto avviso, un presidente di regione, delegando a sua volta a, come abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, a macro comuni, a province, sicuramente, ma con una struttura ben definita, ben snella e con poteri chiari a livello economico e legislativo dei singoli corpi intermedi, come si dice, dello Stato, cioè Stato centrale, presidente di regione e poi a seguire appunto provincia e comune. Diciamo questo perché poi nelle ultime 2 settimane abbiamo visto un rigurgito di no all'autonomia, soprattutto dopo l'elezione di Roberto Fico alla presidenza della regione Campania, che ormai la sua battaglia è dire no all'autonomia, no? Però amici, cioè, uno dice ok, no all'autonomia, ma per fare cosa? Perché se il no all'autonomia è motivato dal fatto che, secondo i detrattori ovviamente, si creerebbero più disuguaglianze, si aumenterebbero le disuguaglianze tra nord e sud, noi invece diciamo qui, ma l'abbiamo detto con numeri alla mano, cioè senza, come dire, preconcetti o ideologie varie, e già adesso la forbice si allarga sempre di più in assenza di autonomia differenziata, e lo vediamo per esempio sulla sanità dove si concentra 3/4 e oltre della spesa regionale, e cavolo, la sanità vede le regioni del nord primeggiare nella qualità dei servizi, le regioni del sud andare sempre più indietro, sempre nella qualità dei servizi, e questo cosa comporta? Comporta che chiaramente il cittadino del sud, visto che ovvio la sanità è uguale per tutti i cittadini da nord a sud, decide di andare a curarsi in altri posti, quindi prende il suo treno, parte, va e si fa 1000 chilometri, spende dei soldi per albergare in strutture che chiaramente non conosce a distanze siderali dalla propria casa. Poi sappiamo tutti che quando una persona è malata e si trova lontano da casa c'è anche un aspetto psicologico che non è proprio, come dire, confortante e neanche, come dire, porta bene al miglioramento della situazione sanitaria e della malattia stessa. In assenza di autonomia differenziata, ribadiamo, le disparità aumentano e quindi il problema non è che bisogna non fare l'autonomia, ma bisogna farla l'autonomia. Nei giorni scorsi è uscito il rapporto dell'Agenas, che adesso lo ricordiamo benissimo, ovvero l'Agenas è l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, che ha fatto una specie di radiografia a proposito di tema sanitario per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. In poche parole, su 266 ospedali top, solo 49 sono al sud. Migliorano in generale le performance, ma resta significativo il divario tra le aree del paese, cioè tra le 15 migliori strutture c'è soltanto il Federico II di Napoli al sud, appunto in questa classifica, invece 5 sono in Lombardia, e poi il 20% dei centri è rimandato e ben 51 sono in Campania presieduta da Roberto Fico, che dice no all'autonomia differenziata. Uno dice, oh, vabbè, no all'autonomia differenziata, ma per fare cosa? Per avere dei servizi scadenti? Perché poi dopo qua c'è un altro tema, non è che l'autonomia attualmente
per esempio la Campania prenda meno soldi rispetto parlo della sanità, rispetto ad altre regioni. Se confrontiamo Veneto e Campania, che sono più o meno regioni uniformi a livello di numero di popolazione e più o meno anche a livello di anzianità, notiamo che sono oltre 10 miliardi l'anno e le cifre sono le stesse, però come mai la qualità è diversa? È colpa di medici scadenti al sud o bravi al nord, o è colpa di qualcuno, che non riteniamo che sia così ovviamente, o è colpa invece di una programmazione, non lo so, sbagliata, di deresponsabilizzazione a volte nella gestione della cosa pubblica e delle risorse? Non lo sappiamo, però sappiamo sicuramente che questo sistema che non dà poteri precisi e risorse precise ai governatori fa sì che alcuni, tra virgolette, virtuosi portino avanti un sistema virtuoso appunto di sanità, altri che magari sono meno virtuosi o pensano ad altre cose, legittimamente, ci mancherebbe, poi sono i cittadini a votare, non certo noi, nel senso non certo io a votare in Campania, ma poi hai delle strutture che non vanno bene, dei servizi che non vanno bene, ma non è che il cittadino campano non paghi le tasse, così come il cittadino veneto. Certo, l'evasore è dappertutto, ovviamente ci mancherebbe, ma il cittadino onesto che paga le tasse, che vorrebbe dei servizi, chiaramente si trova invece dei servizi completamente diversi. Ripeto, a parità di finanziamento. Non è che appunto uno prenda meno dell'altro, anzi, se volessimo essere proprio onesti, la Campania o comunque il Sud beneficia di maggiori investimenti, per esempio quelli legati al PNRR, capitolo salute, anche se l'abbiamo sempre detto qui a Ragioniamoci Sopra, è paradossale che i PNRR, che sono più o meno 220 miliardi, di cui oltre metà a debito che dovremmo restituire da qua al 2058, sono legati a spese per capitoli, per voci particolari che non riguardano il problema per cui è stato creato il PNRR, ovvero l'emergenza sanitaria legata alla pandemia. Perché si è deciso di investire in transizione digitale, transizione ecologica soprattutto, e va benissimo, ci mancherebbe, salvo poi capire che forse i problemi magari bisogna partire più dalle basi, che cioè appunto avere un asilo nido in più, cosa che non si sta facendo tra l'altro, avere delle infrastrutture nuove, cosa che invece si sta facendo nonostante ci sia un popolo del no per dire il ponte di Messina, paradossalmente, che invece potrebbe fungere da volano non soltanto chiaramente per la zona di Reggio Calabria e Messina, ma per tutta la Sicilia innanzitutto, ma anche per tutta la parte più meridionale del sud peninsulare, ovvero appunto la Calabria, che attualmente vede un gap di un deficit infrastrutturale enorme. E ripetiamo, non è che i soldi non siano stati investiti, chissà dove sono finiti. Non è detto che solo la Calabria li spende male, li spendono male un po' tutti i territori, dipende sempre, ripetiamo, non possiamo appellarci solo alla virtuosità del governatore di turno o del presidente, diciamo, della provincia di turno o del sindaco di turno, perché il problema è che nessuno paga. Nessuno paga perché non ci sono dei ruoli ben definiti e dei criteri ben definiti a livello, come dire, statale sulle risorse e le competenze, cosa che invece porterebbe all'autonomia differenziata. In generale, diremmo via la parola differenziata, che sembra che uno la vuole così e cosà. A parte che va bene che uno la voglia così e cosà, proprio per il fatto che ognuno sa come si vive e come si potrebbe vivere nel proprio territorio. Detto ciò, però, torniamo appunto a proposito di come si vive nel proprio territorio, proprio ad analizzare il tema di questa disparità incredibile tra nord e sud sulla sanità, sugli ospedali. E citiamo un po' un articolo firmato da Marzio Bartoloni e Barbara Gobbi, che è uscito sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa, che appunto faceva le classifiche degli ospedali, no?
E l'articolo comincia così: la faglia che divide il nord e il sud della sanità italiana comincia dagli ospedali e fa la differenza nelle cure garantite agli italiani, dai tumori alle tempestività delle procedure salvavita per infarti o ictus, fino all'impiego eccessivo dei bisturi al sud, dove in media un parto su 4 è con il taglio cesareo. E a dirlo appunto è l'Agenas, come dicevamo, no? Che ha utilizzato 218 indicatori appunto presi in esame per dare, chiamiamola così, una pagella, no? Adesso non hanno fatto le pagelle col peggiore, ma hanno tenuto soltanto i migliori, però appunto anche nei migliori, come abbiamo visto, c'è una disparità enorme tra sud e nord. E, per esempio, no, le 15 strutture con le migliori performance su almeno 6 delle 8 aree prese in esame, ovvero cardiocircolatorio, sistema nervoso, chirurgia generale e oncologia, gravidanza e parto, osteomuscolare e nefrologia. Cioè, come dicevamo prima, vede emergere un solo ospedale al sud, si diceva prima, il Federico II di Napoli. Gli altri invece sono tutti concentrati al centro-nord, con la Lombardia che ne ha 5 strutture su queste 15 migliori, 5 su 15 su Lombardia. Le citiamo perché, come dire, almeno i complimenti, no? Cioè sono l'ospedale Bolognini, l'ospedale di Montebelluna che è in Veneto, l'ospedale Bentivoglio dell'Emilia Romagna, l'ospedale Città di Castello che è in Umbria, l'ospedale Maggiore di Lodi, adesso diciamo le migliori, no? La Fondazione Poliambulanza sempre in Lombardia, la Papa Giovanni XXIII Lombardia, l'Humanitas, l'ospedale che è in Lombardia, appunto l'ospedale Cittadella in Veneto, l'ospedale di Fidenza in Emilia Romagna, poi il POF Lotti Stabilimento di Pontedera in Toscana, lo stabilimento Umberto I Lancisi nelle Marche, l'ospedale di Savigliano in Piemonte e l'ospedale di Mestre in Veneto. Abbiamo letto tutti per dire che appunto Savigliano e Mestre sono considerati i migliori in assoluto, addirittura Mestre è il migliore, no? Ma se andiamo a guardare anche i numeri delle singole aree pubblicate da Agenas, appunto lo ripetiamo, su 266 strutture che hanno registrato un livello molto alto di cure, solo 49 appunto sono al sud, mentre al centro-nord registrano le più eccellenze dove? Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana e Piemonte. Per esempio, se andiamo un po' nel dettaglio, nell'assistenza cardiocircolatoria, sulla base di almeno 4 indicatori, per esempio dalla mortalità per infarto a 30 giorni al volume di ricoveri per dire di bypass, su 25 ospedali top, solo 5 sono al sud. Cioè per il sistema nervoso, invece, in base a 2 indicatori, come per dire la mortalità a 30 giorni per ictus, sono soltanto 3 su 26 gli ospedali del sud di livello molto alto, come per esempio nella chirurgia oncologica. Per dire anche appunto nella chirurgia oncologica, tra le 38 strutture top, 5 su 38 sono nel mezzogiorno. Se uno va a vedere per esempio il gap sulla gravidanza e sul parto, 51 strutture valutate, solo una è considerata di eccellenza al sud, su 51 strutture. Sull'osteomuscolare, su 126 strutture con un livello molto alto, almeno qua va un po' meglio, 35 sono sotto Roma. Se andiamo a vedere per dire poi, come dire, il famoso audit volontario, cioè lo screening, chiamiamolo così, Agenas chiede, no, che servirebbero strutture, cioè, nota che ci sono delle criticità, no? Cioè, allora, in tutto ci sono 198 gli ospedali rimandati, praticamente, vabbè, sono 2 su 10, che non è pochissimo, per carità. Su un totale di 333 verifiche, di cui l'88% legate a una qualità dei risultati sono molto basse. Allora, tra le regioni convocate, chiamiamole così, cioè segnalate da Agenas, c'è la Sicilia, 103 audit in 43 strutture, la Campania, 84 audit per 51 centri, la Puglia, 33 audit in 19 ospedali, la Calabria, 20 audit in 12 centri, la Sardegna, 16 su 10 ospedali. Più a nord invece Agenas chiama l'audit in particolare Lazio, 25 su 19 ospedali, e Lombardia, 15 su 14 centri.
Cioè, poi, insomma, qua si nota che praticamente le segnalazioni più gravi avvengono nelle regioni del sud, di parte di Agenas. Allora, il quadro complessivo, per esempio, per l'oncologia, la chirurgia per l'oncologia, la chirurgia del seno, è passata in 10 anni dal 72 al 90% di casi trattati in strutture ad alto volume di interventi, e dei miglioramenti importanti si registrano anche per colon, prostata e polmone. E invece ancora una situazione critica è la questione del tumore al retto, mentre per quanto riguarda il pancreas, il dato sugli interventi migliora dal 38 al 54% al sud e nelle isole. Scusate, se il dato complessivo sugli interventi al pancreas migliora dal 38 al 54%, al sud e nelle isole si ferma al 28% la quota di operazioni in strutture ad alto volume. Poi ci sono, per esempio, questione degli anziani, no? Frattura del collo e del femore in pazienti over 65, in teoria dovrebbe essere operata entro le 48 ore, un traguardo che generalmente nel paese si centra solo nel 60% dei casi nel 2024, che l'hanno preso riferimento da Agenas. Sul cardiovascolare, per dire sempre il tema anziani, dal 2015 i ricoveri per infarto sono diminuiti del 21%, ma per quanto riguarda non è neanche male, per quanto riguarda il bypass aortocoronarico, i centri sopra la soglia dei 200 interventi l'anno sono crollati dai 23 del 2015 ai 15 nel 2024. E questo testimonia un eccesso di cardiochirurgia. Migliora invece il dato sulla mortalità dopo l'operazione di bypass isolato. Prendiamo un ultimo esame, un ultimo argomento che segnala appunto Agenas, per esempio la robotica, per esempio usata in urologia sulla prostata o rene. Ecco, e poi qua c'è stato un miglioramento, perché per esempio c'è un 83% appunto sull'urologia su prostata e il rene 65%. Chiudiamo con una malattia una patologia che però, come dire, colpisce tanta gente, il diabete. Ecco, qua al sud sono maggiori le complicanze, l'amputazione degli altri mostra dei tassi di ospedalizzazione anche doppi rispetto al nord. Allora, questo era per dire, cioè abbiamo preso in esame appunto proprio nel dettaglio, no, le voci che riguardano la sanità, perché poi alla fine è il primo servizio legato alle regioni e che noi vediamo tutti i giorni, magari quando abbiamo bisogno, o noi personalmente o un nostro parente. Speriamo sempre mai di andare all'ospedale, ovviamente, però poi a noi ci tocca, perché siamo esseri umani. E cavolo, vediamo le strutture che c'è una disparità incredibile tra una regione e l'altra. L'abbiamo citati tantissime volte, poi ragioniamoci sopra le varie classifiche sui famosi LEA, i livelli essenziali di assistenza, no? Un mese fa più o meno abbiamo parlato di una classifica che vede per esempio il Veneto in testa e negli ultimi posti non solo la Calabria. E lì non è una questione di colore politico, è una questione di qualità dell'amministrazione e di potenzialità di un'amministrazione, perché magari un amministratore ha anche voglia di far bene, ma le risorse sono quelle che sono, perché poi appunto le leggi sono quelle che sono, la struttura costituzionale amministrativa è quella che è. Come al solito c'è un ammare di burocrazia dove ognuno dice la sua e alla fine, quando tutti dicono la propria, quasi non si fa niente, si arriva a un immobilismo che, per dire, si può notare anche nell'ultimo libro del professor Bertolissi, che è un costituzionalista, Mario Bertolissi, costituzionalista raffinato di rilievo dell'Università di Padova. È stato, diciamo, anche promotore, capo delegazione della Regione Veneto nelle varie trattative per l'autonomia differenziata. E appunto il tema qual è? Che lui cita, lo dicevamo adesso, il dell'immobilismo. L'immobilismo che, a forza di dire no qua, no là, no su, no giù, cosa succede? Rimaniamo così come siamo. Nel frattempo, ovviamente, per ovviare a mancanze, problemi che subentrano
legate alla quotidianità ovviamente, cosa succede? Non si riesce a trovare il bando della matassa vero e proprio, ovvero la soluzione. Perché la soluzione c'è, ovviamente, che è l'autonomia, ma non si vuole, perché ovviamente se si arriva all'autonomia, spariscono tutte le scuse che si possono portare sui tavoli e davanti agli elettori per dire che, non so, l'ospedale non c'è, la casa di riposo non c'è, l'asilo nido non c'è, lo scuolabus non passa, il servizio mensa non esiste, o se esiste lavora male. E quindi è ovvio che l'autonomia ti porta, come abbiamo sempre detto, alla responsabilizzazione dell'amministrazione, del governatore scelto dai cittadini. Tra l'altro poi io dico, abbiamo una delle leggi, non dico adesso che uno si innamora di una legge elettorale, perché dobbiamo innamorarci di altro, non certo di una legge elettorale. Però abbiamo una legge elettorale abbastanza chiara, netta, che ci dice che io posso votare una persona e se prende un voto in più alla maggioranza può governare per 5 anni con serenità e quindi programmare. Ecco, cioè, amici, come possiamo andare avanti nell'immobilismo che genera disuguaglianze? È l'immobilismo, lo ribadiamo, e non l'autonomia che genera le disuguaglianze. Se non riusciamo a capire questo problema, se non lo riusciamo a capire, vuol dire che non facciamo dei beni ai cittadini e soprattutto non ce ne frega niente dei cittadini, anzi li sfruttiamo, come purtroppo si vede, per dire, nei tanti discorsi che fa il PD o M5S. Hanno vinto 2 regioni chiave come la Puglia e la Campania, legittimamente, ci mancherebbe il voto democratico e sovrano. Però adesso lo usano per dire allora adesso fermiamo l'autonomia. La rinascita, la riconquista diciamo di Palazzo Chigi riparte dal no all'autonomia del sud, e però così ti metti contro il nord, dove al nord ci sono delle sensibilità che non sono solo legate alla Lega, ma sono legate ai cittadini medi, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. In Emilia Romagna hanno fatto un accordo per frenare i cittadini della Calabria che vanno a curarsi nelle strutture di Bologna, e non solo. Cioè, allora questa è la solidarietà. La solidarietà è fare le quote per i meridionali, non so, mi chiedo, fatta da una regione amministrata dal PD. Non so se questa sia la soluzione forse è quella appunto di mettersi d'accordo su chi fa cosa, sui poteri che uno ha, sui soldi che uno può avere, e chiaramente creando un fondo, chiamiamolo di compensazione, chiamiamolo come volete, dove uno può pescare nel caso di difficoltà, chiaramente in base a cause di difficoltà certe, non certo in base a come mi gira la mattina o dire li ho spesi male e qui adesso vengo a chiedere, a bussare, a chiedere aiuto a qualcun altro. Per cui amici, continuiamo la nostra battaglia sempre per l'autonomia. Non ci smetteremo mai, perché l'autonomia è l'unico, come disse tempo fa, anni fa, nuovo presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, l'autonomia è la luce nella notte della Repubblica, una Repubblica che veramente è un po' al buio, perché sicuramente siamo meglio di Francia e Germania, cioè la Germania a maggioranze variabili non riesce quasi ad approvare le leggi di bilancio se non per il rotto della cuffia. In Francia fanno fatica senza governo ad approvare una legge di bilancio, in Spagna da 3 anni non approvano la legge di bilancio, da noi in qualche maniera sempre ogni anno si approva la legge di bilancio. E quindi, come dire, e abbiamo anche dei numeri, una stabilità che ci riconosce ormai il mondo intero in base anche a copertine di settimanali e giornali internazionali di primo piano al nostro governo. Benissimo, siamo tutti felici, le riforme stanno andando avanti, quella della giustizia, bene, il premierato pure, ottimo, l'autonomia anche, ma forse diciamo noi, magari una spinta in più proprio per arrivare a veramente cambiare un paese che ha bisogno di un tagliando, diciamo alla fin fondo, ha bisogno di un tagliando per tornare a essere performante, perché con tutto il rispetto crescere dello 0,6, 0,5, 0,8, quello che è, sicuramente è meglio fare più 0,8, più 0,5 che fare meno 0,8, lo sappiamo tutti,
ma non è che faremo tanta strada con i più 0,5 e più 0,6 da qua ai prossimi anni. La sussidiarietà, l'abbiamo detto varie volte anche in vari studi, cioè vuol dire, come dire, risorse legate al territorio, porta invece a un aumento della performance anche economica. Non lo diciamo noi, lo dicono autorevoli studi basati su esperienze internazionali, anche perché sei più flessibile quando sei in difficoltà e anche quando devi ripartire. Speriamo che i LEP passino velocemente nella legge di bilancio, poi da gennaio si cominci veramente a definirli, perché entro tra l'altro il primo semestre 2026 va attuato il famoso federalismo fiscale, che era quello di Calderoli del 2009, ma è stato alla fine avallato anche da M5S e PD, perché l'hanno inserito nel PNRR sia del Conte bis che nel governo di Draghi, quando ha riscritto il PNRR. Per cui, amici, siamo a un passo dal cambiamento. Certo, ogni cambiamento bisogna spingerlo più che si può, perché le forze che invece vorrebbero mandare a quel paese il cambiamento sono enormi, forze che poi alla fine, l'abbiamo dimostrato adesso con il numero degli ospedali, non certo fanno il bene dei cittadini, anzi soltanto dei poltronari che hanno voglia di tenersi la poltrona, non fare niente e non fare un sacrificio per i propri cittadini. Noi ci sentiamo la settimana prossima, ovviamente mi raccomando, come sempre, da Giuliano Zulin, qui a Radio Libertà, ragioniamoci sopra, buona autonomia a tutti. Ciao!